Ciao a tutti carissimi, partiamo per questa nuova escursione. Oggi dopo un anno di distanza sono al camping Cerbaro un'altra volta. L'altra volta c'ero stato per andare a vedere Monte Novegno e Rione nella prima escursione e Priafora nella seconda. Oggi andrò a vedere il Monte Giove che praticamente fa parte di questa specie di triangolo, appunto Novegno, Priafora, Giove. E niente, la prima parte non inquadrerò tanto perché c'è già nelle escursioni precedenti, quindi bando alle ciance e via. Intanto, come potete vedere, giornata stupenda oggi. Anzi, c'è la presenza di questi piccoli cumuli che chiamano proprio la stagione primaverile ormai imminente. Infatti oggi siamo il 4 marzo e la temperatura è tutt'altro che invernale. Ecco, unico punto arrivato a questo bivio. Di solito giravamo lassù, adesso siccome devo andare a Campedello, allora stavolta andrò su dritto. Prima neve del percorso a quota 1100 circa. Intanto la mia escursione è stata accompagnata finora dalla presenza di questi allegri bambini. E qui davanti c'è un primo avamposto e li ho superati tutti salendo e uno particolarmente simpatico mi fa: scusi, ma lei cammina come Flash su montagna? E ho detto: tranquillo, con gli anni ci arriverai anche tu. Ecco, chiuso questo simpatico aneddoto del giorno. Eccoli, non ho fatto a tempo a fermarmi un attimo a prendere la fascetta per il sudore della fronte che mi hanno preso e superato. Ecco, qui sono all'altro bivio e perdonerete la defiance, ma non vi ho neanche detto, il sentiero è il 433. E proseguiamo. Anche stavolta, come l'altra volta, mi siedo su questo scoglio, diciamo, chiamiamolo così, ad ammirare su mano qua davanti. Là in fondo Melette e Fior. Guardate la potenza e la maestosità del Portule qui proprio appena. Ed ecco qui alle porte di Busa Novegno si inizia a entrare nel regno della neve seria. Vediamo un po' di accumuli discreti. Oh, eccoci qua, entrati nel regno del Monte Novegno. Vediamo là sullo sfondo Monte Rione. Qua. Stupendo. Ecco, adesso io proseguo per questa strada qui sul fondovalle, lasciando a sud Novegno, lasciando a ovest Rione. Nel mentre ho inforcato i ramponcini, perché quest'anno li avevo neanche mai usati finora. Ecco qua. Pronto per aggredire il Monte Giove. Intanto giunto a cima alta. La solita cartellonistica ragazzi che adoro io sinceramente. Spiega veramente da Dio tutto. Qui sentiero storico numero 2 per cima alta. Con 15 minuti di tempo. Maga Campedello con tutta la sua sfilza di pannelli solari. Ops, guardate che panorama fantastico. Ed ecco qui il nostro Monte Giove
caratteristica questo costone, diciamo, questo pendio completamente privo di alberi che si vede appunto anche da casa, da Tiene, da tutta quella zona. E niente, inconfondibile proprio. Ecco ragazzi, siamo a Passo Campedello e adesso qui c'è il bivio perché solitamente prendevo il sentiero a sinistra, mentre stavolta a Giove a destra. Bene, qui poco sopra al Passo Campedello c'era un bivio, si poteva scegliere se andare su per il Preaforà oppure qui nel lato sud c'è un altro sentierino e per cambiare faccio appunto il sentiero qui verso sud. Proseguendo appunto in questo sentierino, guardate adesso cosa si apre ai nostri occhi. Mamma mia, oh. Praticamente dietro l'angolo qua si stagliava tutto il panorama stupendo della pianura. Ora non so se il sentiero è proprio quello ufficiale, però il panorama è veramente stupendo. Paesaggio brullissimo, ecco l'unica pecca, però stupendo. Guardate che conformazione rocciosa particolare qua. Ultimo tratto prima dell'arrivo. Una domanda, se qualcuno che sta guardando il video per caso sa cos'è questa struttura particolare e vuole fare un commento sotto per spiegarmi, guardate, fareste un piacere perché veramente non riesco a capire l'utilizzo e l'utilità. Ma sono una capra io. Ed ecco finalmente arrivati alla vetta del Monte Giove. Devo dire che all'ombra c'è ancora un discreto accumulo nevoso, soprattutto dentro la trincea qui. Tanto qui l'orizzonte, manco a dirlo, il Priaforà. Toraro, Campomolon. Qui davanti invece il massiccio imponentissimo del Pasubio, veramente stupendo visto da qua. E invece Forte Rione, Monte Rione, Cima Alta. Torno verso la croce, faccio qualche foto e dopo inizierò a incamminarmi per il ritorno. Ecco qua, allora il video principale ahimè è finito perché comunque è arrivato in cima, vi ho mostrato un po' il panorama e tutto. Adesso mi accingerò a ripartire per il ritorno, purtroppo è sempre la parte peggiore, sono le 15:32, ripeto, sempre la parte peggiore. Comunque per chi volesse venire a vedere il Monte Giove, aperta parentesi, consigliato, soprattutto per il panorama, penso solo il Sumano abbia un panorama del genere verso la pianura, Sumano e Novegno. Ho visto il sentiero che arriva dall'itinerario del Preaforà qui verso nord e io comunque torno giù per il sentiero qui verso sud che è meno innevato e tutto. Quindi adesso vi farò un'ultima panoramica e dopo ripartirò. Guardate che roba, che vera e propria caverna nella neve. Adesso da video non si vede bene, ma sarà profondo 1 metro almeno. Ecco qui volevo mostrarvi il panorama delle piccole Dolomiti, ma purtroppo questo aumento dell'umidità, niente, le ha offuscate tutte. Vero peccato perché l'altra volta qua era uno spettacolo al tramonto. Ed ecco qui, allora l'escursione finisce alle 18:07. Aspettate in macchina proprio in questo momento. Vedete che il sole, l'orizzonte è appena tramontato praticamente. E niente, spero l'escursione vi sia piaciuta. A me, ripeto, sì, metà l'avevo già fatta, anzi 3/4 direi, l'avevo già fatta.
E questo è stato il Monte Giove e adesso praticamente ho finito tutta questa fascia di montagne delle pre-piccole Dolomiti e adesso elaborerò sopra qualche nuova montagna. Per intanto io vi saluto e buona visione per i video successivi.